Adesso torniamo a un attimo di serietà per parlare di un'altra storia particolarmente significativa e particolarmente drammatica vissuta a Taranto. Un paziente psichiatrico che si è suicidato al Santissima Annunziata dopo 13 ore di attesa al pronto soccorso. Doveva essere ricoverato e è arrivato alle 19 del 10 gennaio scorso, la mattina alle 11, la mattina dell'11 gennaio, intorno alle 6, tra le 6 e le 7, si è tolto la vita lanciandosi da una piccola balaustra che non era nemmeno tantissimo alta, quindi è stato anche purtroppo molto sfortunato. La magistratura ha chiuso le indagini, indagati 2 medici e 2 infermieri, ma una relazione del consulente del PM aveva in qualche modo ridotto al minimo le colpe dei medici, ma aveva puntato il dito contro la situazione drammatica, la crisi che sta vivendo il pronto soccorso. Non è possibile attendere 13 ore, soprattutto per un codice arancione. Qual è la situazione al pronto soccorso e quali possono essere le misure per cercare di capire come intervenire? Lo chiediamo a Mimmo Sardelli della Funzione Pubblica CGIL, che è in collegamento con noi. Buongiorno Mimmo. Buongiorno a tutti. Allora, la situazione è drammatica e in questo caso i medici e gli infermieri sono finiti sotto indagini, ma evidentemente anche da quello che scrivono i consulenti della procura la vera colpa è l'emergenza strutturale che vive il pronto soccorso. Allora, io userò un'espressione un po' forte: questo è un suicidio di Stato, perché questa vita umana è stata persa per i deficit strutturali e organizzativi del sistema sanitario italiano e specificatamente pugliese e tarantino. Perché al di là delle responsabilità personali, sulle quali penso che poi sarà la magistratura che farà luce, ciò che è scritto nella consulenza tecnica dei consulenti del PM è un atto di accusa pesantissimo. Sostanzialmente dice che tutto ciò è frutto di un deficit organizzativo strutturale rispetto al quale ormai da anni, o forse da decenni, non si pone mano. E credetemi, mi fa anche un po' specie che quegli stessi dirigenti politici che hanno la responsabilità di garantire la tenuta, l'efficacia e anche le condizioni di lavoro di chi opera in sanità siano gli stessi che poi chiudono il pronto soccorso e dopo qualche anno fanno le sparate elettorali e riapriremo il secondo pronto soccorso a Taranto. Perché per rimanere alla questione Taranto, io voglio ricordare che qualche mese fa il Presidente della Regione Puglia, che è il massimo responsabile nella tenuta del sistema sanitario pugliese, ha detto che è necessario aprire un secondo pronto soccorso. Bene, noi non dobbiamo prendere in giro i cittadini e gli uomini e le donne che quotidianamente prestano la loro attività all'interno delle strutture sanitarie e nei pronto soccorso in maniera particolare. Per aprire un secondo pronto soccorso a Taranto, che serve come il pane, perché il bacino d'utenza è assolutamente sproporzionato rispetto ai servizi che attualmente il pronto soccorso del Santissima Annunziata può erogare, è necessario un ospedale che abbia le 5 specialità fondamentali. Il Moscati ad oggi non le ha. Quindi io penso che fare propaganda politica su questioni così fondamentali, in questo caso abbiamo dimostrato questioni vitali per la vita delle cittadine e dei cittadini, ma consentitemi anche per le condizioni di vita e di lavoro di chi in sanità opera, perché è un vero e proprio campo di battaglia, deve andare oltre la mera boutade del politico elettorale e bisogna fare Mimmo, intanto sotto indagine ci vanno i 2 medici e i 2 infermieri. Esattamente, intanto le responsabilità di chi doveva evitare che ciò accadesse ricadono sull'ultima catena, sull'ultimo anello della catena, cioè gli uomini e le donne, medici, infermieri, operatori sanitari in genere, che sono costretti ad affrontare in condizioni difficili, spesso prendendo anche insulti e talvolta anche mazzate, proprio chiamiamole con loro nome. Però va detta anche un'altra cosa, che oggettivamente, ora non voglio difendere per l'amor di Dio la politica, però in questo momento storico trovare medici è quasi impossibile. Ma guardate, io penso che in una situazione come questa bisogna essere attrattivi, e per essere attrattivi, perché il medico, l'infermiere, il tecnico di radiologia, qualunque professione sanitaria, un professionista venga a lavorare nel sistema sanitario pugliese, per quel che ci riguarda, bisogna essere attrattivi. Un medico di fronte a più possibilità di scelta, ma anche un infermiere, un tecnico, va in quelle strutture, in quelle realtà
dove comunque ti garantiscono di lavorare con maggiore professionalità e con maggiore serenità. Quindi noi abbiamo un problema di attrattività del sistema sanitario tarantino. La sensazione è che sia un cane che si morde la coda, nel senso che se da un lato non ci vanno perché non è attrattivo, dall'altro non è attrattivo, nessuno ci va e quindi continua a essere, diciamo, un luogo pericoloso perché sono pochi, perché ovviamente l'utenza aumenta. Come si esce da questo? Si esce con una parola, non ci vogliono gli investimenti, bisogna finalmente mettere fine alla politica di disinvestimento nella sanità pubblica attraverso investimenti, che non significa buttare i soldi, ma investire risorse mirate per garantire migliore qualità dei servizi, migliori condizioni di chi lavora quindi tutto ciò creerebbe le condizioni non solo per un servizio migliore ai cittadini, che è l'obiettivo finale, ma anche garantirebbe, diciamo, le condizioni perché i professionisti sanitari possano scegliere in qualche modo la sanità pubblica. Se noi andiamo avanti con politiche di disinvestimento, con politiche mascherate di spending review, con politiche, consentitemi, di trasferimento delle risorse dal pubblico verso il privato accreditato, guardate, noi possiamo fare tutte le campagne elettorali di questo mondo, tutte le campagne pubblicitarie di questo, ci vogliono risorse e ci vuole. E speriamo davvero che qualcuno le trovi, Sardelli. Noi adesso dobbiamo salutarci e dare la linea alla pubblicità. Intanto grazie a Mimmo Sardelli dell'FP CGIL per essere stato con noi, ci sentiamo presto, buona giornata e buon lavoro. Grazie.